Come potete vedere, i rimasugli della nave greca. Sono i rimasugli. Ed eccoci qua di nuovo, ragazzi. Ma senti, ma che cosa vedono da là dentro? Vedono praticamente un visore Sì, che ti fa vedere il professore che parla alle mura di Monet e spiega, diciamo, l'origine. Una specie di visita video, una sì, specie di visita. sì, infatti quello è un visore, una visita multimediale. Ho capito, che uno può visitare da casa, diciamo, il posto. Grazie, grazie. Ecco, tutti, vediamo, seguiamo. Ops. Posso chiedere una cosa? Come mai è stato fatto, come dire, internos senza i cittadini? I cittadini saranno, a meno mi risulta, che saranno... No, solo autorità. Allora io sono un intruso. Va bene, grazie. Io sono un intruso. Ciao. Allora, eccolo qua, il direttore. Sei biondo! Direttore! Ehi, direttore! Tu l'unica cosa che ti indagai è una parete. Lo so, però non è tanto più. Dopo, quando c'è parente poi potremmo parlare. Va bene, senta, quando sarà aperto al pubblico? Io ho dovuto minacciare. Oggi pomeriggio. Senta, se le dicono le minacce, se può ritirare. Non ti faccio parlare, oggi pomeriggio. Va bene, oggi pomeriggio è aperto al pubblico. Guardiamo un po', un po' di rimasugli trovati intorno alla nave. Questo intorno alla nave. Aspetta che io ti saluto. Ah, sì. Va bene, ragazzi, qui un'altra visuale della nave. C'è i pezzi. Questa è una nave, signori, non è una minchiata. E questa, guarda, prima che si sono scancellati. No, c'erano gli ovicalchi, che ora io, mentre andiamo via, ora vi spiego. Le unicità che abbiamo qui noi a Gela. Guardate, ciolanisti, Croce Rossa per la sicurezza. Ops! Ciao. Ehi! La TV, c'è la TV. Bene, ora noi andiamo. Per forza, non devo emozionare troppo, Ah, c'è una diretta del sindaco. Ciao. Va bene, andiamo. Maniscello, ma di una cosa? Ciao. Allora, il sindaco mi ha donato una targa. Va bene, ragazzi, avete visto? Io sono contento, ringrazio l'assessore perché effettivamente è andata così. Io non ho targhe. Come... Consegnare una targa al Oh, scusate, mi dà un fastidio la voce dei politici, mi dà un fastidio, soprattutto se è amplificata, mamma mia, un'irritazione congenita. Bene, vi dicevo, la nave greca non è una minchiata, è unica al mondo, non ce ne sono altre. Hanno trovato qualche pezzo di legno, ma non... lontanissimo da una nave. Qui è quasi, non dico intero, ma tutta la base, il fondo, quella protetta dalla sabbia, che quando è affondata metà se n'è scesa in mezzo alla sabbia e la sabbia ha protetto, diciamo, quella parte superiore rimasta libera e è andata via via degradando il mare e gli organismi del mare l'hanno piano piano mangiata ed è rimasto solo il fondo, unica al mondo. Un'altra particolarità che abbiamo sono gli oricalchi, i lingotti di oricalco
della famosa provenienti provenienti dalla città di Atlantide, i lingotti di oricalco citati da Omero nell'Iliade o nell'Odissea, non so se era l'Iliade o l'Odissea. E poi abbiamo le mura greche di Tolomeonte. Va bene ragazzi, niente, a voi in studio. Io devo andare a vedere prima che si fa tardi, perché mi è arrivata una bolletta della luce troppo bassa e questa cosa non mi convince. Devo andare a vedere. A voi la linea studio dal Museo del Mare. Ora arrivava Brunetti, minchia, come quando pronunciano Brunetti, che quando pronunci il suo nome tremano i mobili, sì. Brunetti, comunque per dirvi, le autorità, ma quali autorità? Ciao, voi pensate che tutti quelli lì dentro erano autorità? Quelli erano tutti amici e parenti della politica gelese, perché è come quando, che già vabbè, ai gelesi non è passato, forse non è per niente passato, che praticamente hanno invitato a pagato un personaggio, una commedia, non so, con personaggi famosi, italiani, nazionali, e non l'hanno pubblicizzato perché era un evento gratuito al Teatro Eschilo, era un evento gratuito, e però non l'hanno detto a nessuno, perché se lo dicevano, se lo pubblicizzavano, i cittadini ci andavano. Allora loro non l'hanno detto, mezz'ora prima dell'evento, che iniziasse l'evento, hanno pubblicato la foto dicendo che un evento gratuito, ma i cittadini non sono riusciti ad andare in tempo a vederlo. Perché? Perché se lo dovevano vedere solo loro. Si sono prenotati i posti, le autorità, perché li chiamano le autorità. Amici e parenti, a Gela si chiamano autorità. A voi la linea studio, ingenui, gelesi ingenui, quando deciderete di farvi governare da una persona come me, quando lo deciderete, non sarà troppo tardi. Ciao gelesi. Dimenticavo un ultimo dettaglio. Sapete perché loro si separavano le autorità con i cittadini? Perché oggi la mattina solo per le autorità, di pomeriggio in poi e da domani in poi, ammesso che sia aperto, perché potrebbe anche essere che lo richiudano domani di nuovo per anni, perché non ci sono i fondi. Comunque loro si separano perché loro sono una cosa e i cittadini siete un'altra cosa. Io sono entrambi. A voi la linea studio.